Non so Luca se tu lo sai, ma ci sono delle personalità molto simili a chi soffre, per chi soffre di dolori persistenti o sintomi persistenti. Non parlo solo di ansia o di stress, perché questo è molto comune, ma se andiamo su dolori persistenti, esempio, emicrania, cefalea tensiva, sopra i 3-4 mesi, oppure mal di schiena sopra i 3-4 mesi. Questo non lo dico solo io, cioè, ovviamente io lo vedo dal punto di vista clinico, nel lavoro che faccio, vedo queste similitudini, ma anche dal punto di vista scientifico sappiamo che ci sono delle personalità molto molto particolari e molto simili. E queste nuove consapevolezze che tu hai scritto sono spot on, come si dice in inglese, no? Eh, Vuoi che andiamo su ognuna di queste e poi magari possiamo fare un piccolo, Sì. su qualcuna possiamo entrare magari un po' più in dettaglio, ma sono sicuro che in realtà sono tutte valide, non ce n'è una più o una meno. Le nuove consapevolezze che Luca ha scritto è bisogno di approvazione altrui, questa è la prima.